L'Udinese dovrà giocare una partita di campionato a porte chiuse in seguito a quanto successo nella partita di sabato scorso contro il Milan. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A. Gerardo Mastandrea, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni durante la gara il calciatore Maignan e che hanno portato all'effettuazione di 2 annunci con l'altoparlante, nonché a una prima interruzione di gioco per circa 1 minuto e poi una sospensione di circa 5 minuti. Nel comunicato viene anche sottolineata la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha concluso un'articolata indagine che ha permesso il sequestro di un cospicuo quantitativo di cocaina e l'arresto di 2 italiani, entrambi disoccupati e residenti a San Canzian di Sonzo. Il personale del commissariato di Monfalcone ha intercettato la coppia. Si tratta di un uomo e una donna di 45 e 31 anni a bordo di un'autovettura appositamente noleggiata mentre faceva rientro dal Veneto, ove si era appena approvvigionata di 50 grammi di cocaina. Dall'attività investigativa posta in essere è emerso che i 2 si recavano con certa frequenza nel Padovano per rifornirsi di sostanza stupefacente che poi cedevano al dettaglio a diversi soggetti locali in alcuni appartamenti di Monfalcone o nei pressi di alcuni locali dell'area cittadina. Il Tribunale di Gorizia ha convalidato i provvedimenti restrittivi nei confronti degli arrestati. La donna si trova attualmente in regime di custodia cautelare in carcere, mentre l'uomo è ristretto ai domiciliari. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato in 3 supermercati della provincia di Pordenone 1550 bottiglie di birra perché prive delle indicazioni obbligatorie per la vendita al pubblico e cedute al consumatore finale in un formato diverso da quello previsto dalla legge. 355 millilitri anziché 33 centilitri. Circa 550 bottiglie fuori misura difettavano anche di alcune informazioni obbligatorie in base al regolamento dell'Unione Europea che prevede l'inserimento nelle etichette dei dati dell'operatore economico che ne effettua l'importazione e di quelli sulla presenza di eventuali allergeni. Ai 3 supermercati sono state contestate sanzioni amministrative che vanno da 2 a 24 mila euro. La Regione Friuli Venezia Giulia sta vagliando, insieme al Comune di Pordenone, la possibilità di candidare la città di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2027. Lo ha annunciato il vicegovernatore e assessore regionale alla cultura Mario Anzil, intervenendo nell'auditorium Antonio Comelli, nella sede di Udine della Regione, a Infoday bando PR First, tipologia di intervento di 611. In accordo con il Comune di Pordenone stiamo immaginando di candidare questo capoluogo del Friuli occidentale a Capitale Italiana della Cultura 2027. Chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.